Perché è importante il convegno di questa mattina a Legnaro? È importante perché con l'occasione di presentare il 20° quaderno della collana editoriale di Veneto Agricoltura che parla di agriconfronti, vogliamo cominciare ad analizzare anche dal punto di vista locale, nazionale ed europeo quelli che possono essere gli input per la nuova PAC. Certo, la PAC non è ancora stata definita e non sarà definita dalla Comunità Europea nei prossimi mesi perché ci saranno le nuove elezioni, però riusciremo a dare qualche contributo anche dal nostro punto di vista di quelle che possono essere le realtà. Oggi analizziamo con gli esperti i problemi del settore agricolo veneto. Lo discutiamo con le organizzazioni sindacali, quindi con le 4 principali organizzazioni che rappresentano i produttori agricoli, e poi arriviamo anche ad un'analisi della politica a livello veneto, a livello nazionale e a livello europeo per capire come potrà essere la nuova PAC per dare delle risposte.